dimensionare le opere idrauliche che sistemano le cose in un contesto stratificato della storia come come la città di Padova, che ha una tradizione straordinaria in questa materia, in materia di acqua, in materia di idraulica, tutto quello che volete. Quindi bisogna porsi il problema e io credo che l'amministrazione si sia posta il problema. Parola d'ordine è mitigare, o meglio adattarsi ai cambiamenti. C'è Andrea Rinaldo, vincitore del Nobel per l'acqua e cittadino padovano, tra i consulenti al lavoro con l'amministrazione sul piano acque. La città di Padova è l'unico comune veneto con Venezia al lavoro su una progettazione strategica partita dalla fotografia del territorio. Stiamo lavorando per la città, non stiamo risolvendo il problema, che sia chiaro. Magari risolvessimo il problema, è ormai, come ha detto Rinaldo, il mondo non dico è rovinato, bisogna cercare di fare il massimo. 21 e 29 agosto 2025, due date che la città di Padova potrà difficilmente dimenticare, con interi quartieri allagati in zone individuate come molto sensibili. A confermarlo Francesca Meneghetti, che ha lavorato sul piano. Le prime che mi vengono in mente e che sono state portate alla luce dagli eventi di agosto sono ovviamente le zone di Madonna Pellegrina, che hanno un'infrastruttura complessa. Altre zone, penso a Via Fondà, che ha problemi altimetrici. È una zona molto bassa, ogni volta che piove rischia di andare sotto. Anche il quartiere Brusegana è un quartiere particolarmente impermeabilizzato e urbanizzato, con una rete strutturale in sofferenza, sul quale dovremmo pensare a qualche opera di mitigazione. A lavoro sul piano con il Comune, il Genio Civile, il Consorzio di Bonifica Bacchiglione, Acegas, APS Amga. Sul piatto 94 milioni di euro, 80 milioni in capo al Consorzio di Bonifica, 4 al Comune. Risezionare le fossature di proprietà del Comune di Padova, pulire di più le caditoie con una frequenza che sia almeno di una ogni 4 anni, perché abbiamo 100.000 caditoie, tanto per tenere a mente un dato, e visto che poi c'è l'emergenza purtroppo, dotare nuovamente e di più il gruppo dei volontari di protezione civile di mezzi aggiuntivi. Quello che stiamo facendo è l'innalzamento innanzitutto degli argini del San Gregorio, del canale San Gregorio e del Piovego. Questo permetterà di mettere in sicurezza la zona industriale di Padova e naturalmente la zona dove verrà creato il nuovo ospedale. 3 progetti, anche la realizzazione dello scolmatore Montà Brusegana e lo scavo di Fossa Bastioni, un piano che per l'importanza sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale. Ci saranno 2 voti perché lo trattiamo come uno strumento urbanistico, quindi di pianificazione, di immaginazione della città futura. Le acque sono un tema importante e in realtà lo sono già, ma devono diventare sempre più protagoniste nel disegno della città futura.